ve lo avevamo promesso, un anno di distanza, siamo con Fausto Brozzi a Venezia, dove? A Extraordinary Food and Wine. Terza edizione, seconda qui al Monaco di Venezia. Sì. Fausto, io penso che dovresti essere contento, anzi di più. Il mio problema è che io non sono mai contento e non riuscirò mai ad essere contento, però devo dire che come premessa sì, tanta gente, tanti personaggi professionisti del settore che seguono questa fiera proprio perché è basata ed è fatta per i professionisti del settore, dove possono trovare effettivamente delle cose incredibili, e questo è quello che è successo oggi. Direi che come primo giorno quantomeno non possiamo lamentarci. Poi insomma siete voi che avete vissuto più da vicino la cosa e sicuramente avete più il tatto della situazione. Ma vedi Fausto, secondo me tu vai oltre il buono e il bello, che quello già ti apparteneva e ti appartiene tuttora. Crei anche un rapporto veramente bello con le persone. Io appunto ho girato qui tra i banchi di Assangio e dall'amico di Mattia di Omnia Romana alla Marcella di Punto Zero, a tutti gli amici che sono qui intorno, abbiamo Aurum degli amici Verde, eccetera, ormai sono tutti tuoi amici e quindi questo è un qualcosa in più, un plus in più, oltre alla qualità, oltre alla bellezza, alla bontà. Ma sai, io credo che sia fondamentale comunque quello che è un rapporto di amicizia, no? Perché l'amicizia è una cosa bellissima. Non credo nei rapporti troppo formali, anche perché non hanno senso di esistere. Quando le cose sono belle è giusto che tutti possano godere di queste cose e quindi si crea l'amicizia. E questa cornice cosa diciamo? Hai rinnovato di nuovo l'accordo con il Monaco? Sì, abbiamo rinnovato di nuovo l'accordo con il Monaco per l'anno prossimo, anche se è il primo giorno, però già fatto anche quello, ci mettiamo avanti col tempo, cambieranno le date per l'anno prossimo di una settimana avanti, perché purtroppo abbiamo avuto un piccolo contrattempo quest'anno con le date. Quindi non hai guardato l'agenda, lo sapevo io. Ho capito, io avevo altri impegni, altri avevano altri impegni, ci sono altre due cose in giro per il mondo, sono andati molto lì, però l'anno prossimo è già spostato di una settimana, per cui avremo altre, penso 10-15 aziende in più che sono già in lista perché vogliono partecipare. Quindi ovviamente un evento di successo, un successo di evento, cosa dire di più? Prendiamoci un bicchiere e facciamo un brindisi insieme. Aspetta un attimo che prendo anch'io il mio bicchiere, le ragazze sono astemie e quindi non bevono. Non ci credo, non ci credo neanche dopo morto, però sì. a noi, a voi, a tutti. Al culatello e tant'altro. alla tua forchetta. La mia forchetta, ce n'è ancora. Prendi una forchetta, no, le hanno rubate tutte. Le hanno rubate tutte le forchette. Facciamo vedere la forchetta, che questa è stata anche esposta. Dov'è? Dimmi, raccontami un po' questa storia. Questa qua è stata esposta, penso, non mi ricordo se 10 o 15 anni fa, col Laterale Biennale di Venezia, di cui io sono anche il direttore di quello. È una forchetta fatta a mano che faccio solo io, un must, e quindi ogni tanto la ripropongo e tutti la vogliono perché è un'opera, quindi la volevano e l'abbiamo rifatta. Cin, auguri. Sì. Evviva! Grazie e bravi Venezia Channel.